Volevi fare una domanda per almeno avere Mhm. 5 minuti di robe Di utilizzabili. contenuto. Allora, cosa hai imparato Da un da anno? un anno all'altro? Boh, dalla prima quarantena alla seconda quarantena. Ecco, si può ricreare così. Hmm. Allora, probabilmente ti posso dire, imparato, cioè skills. Vabbè, come ti avevo detto prima, editare, per quanto so editare. Probabilmente qualcosa, cioè skills, forse mi fermo qua. Forse, cioè, sono migliorato tipo a basket, qualcosa, a calcio, però Mhm. mi sa altre skills non le ho acquisite, il che è un po' pacco, un po' brutto. Dovrei investire più su imparare skills. Nozioni imparate probabilmente un po' dalla scuola. Se devo guardare quello che mi ha insegnato la scuola e che mi ricordo adesso come adesso, nell'ultimo anno, sono probabilmente qualcosa di chimica perché mi interessa e bah, Italiano, Pascoli, D'Annunzio. sì, ma vedi queste cose che le ho fatte gli ultimi 3 mesi e siccome mi deve ancora interrogare le devo continuare a studiare, poi appena finisco. Sì, ma ricordati che abbiamo gli esami, Riccardo, quindi devi tenerle Sì, ma fresche. non è che cioè, perdo queste nozioni per mia volontà. Già. Spariscono e basta, più che altro. Ma che poi, cioè, credo sia naturale, dopo l'esame di terza, vabbè, dopo qualsiasi, come quando finisci la scuola, soprattutto a livello nozionistico, cioè scuola superiore, basta, lì cancelli tutto. Poi vabbè, uscendo dal discorso scuola, che non è un discorso che mi attizza, probabilmente ho imparato qualcosa, boh, in cucina, sicuramente Mm. qualche nozione, qualche. Sì, lì più che imparare, migliorare, no? Anche con Comunque l'esperienza. facciamolo quel video. Potrebbe venire figo. Sì, sarebbe interessante. Sai cosa avevo pensato ancora meglio? Mm. C'è una serie su YouTube di Bon Appetit, vabbè, insomma, un canale corporazione di cucina che fanno sta roba con uno chef e una persona famosa. Adesso non mi ricordo chi è che era andato di famoso, adesso me la ricerco. Però, e praticamente c'è lo chef verso una parte e la persona famosa alle sue spalle, Ah, sì, però sì, non si vedono ok. in faccia, ok? E si devono, e cioè lo chef fa una cosa e l'altra persona deve fare la stessa cosa, solo che non si vedono cosa stanno facendo, solo Mm. attraverso la voce. E quindi si potrebbe fare, no? Vediamo se cerco. Back to back chef Bon Appetit. Vediamo se c'è qualcuno famoso. Ah, David Dobrik. David Mm. Dobrik. Ma anche qualche giocatore di basket, Sì, forse. sì, sì. DeAndre Jordan. Ah. Poi che altro? Troy e Steven, non so se. Alessia Cara. Rich Brian. Ah, Basta, poi non sai che ho conosco visto nient'altro. qualcosa Di chi? di sta roba. Ah, Back sì. to back. Ci Sì. sta. Ci sta. Poi c'è stato chiaramente Bon Appetit, bel canale, solo che come ogni cosa, prima o poi viene fuori uno scandalo. E infatti. E qual è lo scandalo qua? Boh, sexual assault Ah, del presidente nei confronti di alcune cose, razzismo anche, sai, robe americane. un po' americano, esatto, classicone. Sì, beh, chiaramente. Ma poi si chiama Bon Appetit o Buon Appetito? No, Bon Appetit alla francese, perché nel mondo la cucina francese è quella sofisticata, cioè in realtà nel mondo è così, la cucina francese è quella sofisticata, la cucina italiana è quella del popolo. È quella Però, buona. vedi, la cucina italiana è quella che piace di più. Infatti mi sa che se chiedi... Cioè, in realtà qua sto facendo un po' di
qualunquismo, però mi sa che se chiedi agli americani ti dicono la cucina italiana, mamma mia, però la cucina francese non se la inculano tanto. No, diciamo che la cucina francese ti piace se conosci la cucina, se sai la cucina. Se non sai... Quindi se sei americano, no, in pratica. No, infatti. Se sei americano dici pasta, pizza, buono, good. Esatto. E quindi ti piace quello. E ci sta. Ti piacciono i maccheroni? Te invece cos'è che hai imparato da un anno? Allora, a livello di skill ho imparato Photoshop perché l'ho imparato nella vecchia quarantena. Adesso sto cercando di imparare After Effects, molto difficile devo dire. Ho imparato, devo dire anch'io, sono migliorato nel basket e sono contento di questo. Sono peggiorato nel calcio forse, sono peggiorato nello sport in generale, vabbè. A livello scolastico non me ne frega un cazzo, non ne parliamo. E a livello intrapersonale sono maturato come amante, forse. Sì. Amante non è la parola, non è la definizione più No, becera. esatto, come persona che ama. Sono migliorato a livello di mentalità. Uso meglio il mio tempo. Importante è quello. Ho aperto un canale YouTube. Ho un podcast. Beh, quello non è... Cioè, insomma, alla fine è tanta Guarda, roba. ti giuro che un anno fa io mi autocommiseravo del fatto che non avessi nulla in mano e che tutta la mia voglia di fare alla fine si trasformasse in niente. E sapere che da un anno all'altro comunque abbiamo creato questo, tanta roba. O più che altro, come dici te, hai in mano qualcosa. Il che non è affatto scontato, perché credo il 90% delle persone non hanno in mano, cioè della nostra età chiaramente, non hanno in mano molto, se non alcune, un profilo Instagram da più di 1000 followers, che alla fine... Cosa che noi non abbiamo, esatto. Sì, no, però, cioè in this day and age, in questo periodo, un profilo di Instagram con 1000 followers è... 1000 non so, non credo molto. Però 5.000 però, già lì, già ma sì, ma qualcosa. poi da 1000 ci puoi Sì, puoi poi in realtà costruire. dipende molto anche da perché, da come, da quello che fai. Però, cioè, rimanendo su sta roba, cioè ci possiamo realmente aggrappare a questo qualcosa che abbiamo in mano? Noi due. Ah, Può aggrappare, vabbè, sì, cosa intendi? cioè, allora, è una domanda un po' retorica perché comunque sai come la penso. Intendo per un futuro. Comunque hai detto abbiamo qualcosa in mano, più di cioè, quello che il 90% ha. è sicuramente e piuttosto... qualcosa. Cioè, non è da esatto. sottovalutare il fatto che qualcosa almeno ce l'abbiamo. Più che altro ne sai te? piuttosto, cioè, il discorso qual è? Metti la scuola, ti dà qualcosa, esci con qualcosa, sì e no, magari capisci quali sono i tuoi interessi, però da lì devi riniziare qualcosa. Sì, E invece devi qui iniziare, sarebbe però. più un miglioramento costante, cioè dovremmo tentare di elevare quel qualcosa noi. Sì, io penso che comunque questo sarà una delle cose, no? E quindi già avercelo adesso significa che avremo molto più tempo per migliorarlo. Se anche per assurdo non averlo iniziato l'anno scorso, ma iniziarlo quest'anno, un anno dopo, Sì, sarebbe cambiato totalmente tutto. Sarebbe completamente diverso, anche perché un anno, per quanto alla fine abbiamo 100 iscritti e abbiamo 350 follower su Instagram, che non sono nulla praticamente, però comunque in un anno abbiamo fatto tanto. Cioè, secondo me, se guardi il nostro canale, siamo migliorati già tanto. Cioè, ma infatti due cose così rapide che mi sono venute in mente. La prima è che è stata una gran cosa buttarci. Cioè il fatto che l'abbiamo fatto, abbiamo avuto l'idea e dopo poco, perché secondo me 1 o 2 settimane ci siamo buttati e abbiamo caricato e abbiamo fatto tutto. Quello ha significato un sacco, perché da lì ho sentito che poi sarebbe stato in discesa, perché il primo passo era difficile, no? L'ideazione, il creare,
tutte le fasi prima, insomma, era complesso proprio a livello mentale. Poi una volta che fai il primo passo, uno scalino dopo l'altro, insomma, è tutto una cosa dopo l'altra. E poi il fatto che comunque abbiamo 100 iscritti e 300 follow, quanti cazzo ne abbiamo? Comunque tra quelle persone sono certo, perché io sono certo, certe persone me lo sono venute a dire, che apprezzano quel che diciamo, che apprezzano quel che facciamo, che pensano che ciò che diciamo sia interessante, che siano degli stimoli interessanti, e questo è nato per questo, tutto questo, no? Sì, alla fine E quindi anche se sono 5 persone, quelle 5 persone sono stimolate da me e te. E che è molto, è moltissimo. Infatti. Pensare anche solo che, ma anche solo pensare che certe persone prendano del tempo dalla loro giornata per ascoltarci. Esatto. Per quanto poco tempo, per quanto poche persone in questo momento, comunque è qualcosa che mi fa molto piacere, sinceramente. E se possiamo costruire su questo e diventare migliori, diventare il primo podcast che trasmette dallo spazio. Ecco, vedi, quello sarebbe alla fine un podcast dallo spazio. Sarebbe stragordo. Porca troia. Non Però so se sia fattibile. Sì. Però insomma al massimo registriamo. Registri, cioè alla fine. Adesso non è che lo stiamo facendo live. Hai ragione, non so perché l'avevi pensato. Sai il tuo garage? Esci dal tuo garage, vai a destra e c'è il... Non sento più. Vabbè, l'uscita, ok? Dove ci sono anche le macchine. Si è bloccato là. Faccio uno screen perché sei divertente. Sto registrando. Cosa dovrei fare? Lo chicchiamo.